c'entro anch'io. Siamo di nuovo qui, siamo tornati qui su Teletutto con Centro Anch'io speciale vini bresciani. Quando si parla di vini bresciani non possiamo non parlare senza Davide Lazzari. Ah, Davide Lazzari un successone, sta andando alla grande, arrivano milioni di lettere per sapere, fare domande, gente che vorrebbe anche chiederti se uscì a cena, insomma, vabbè, questa magari è un'altra. Se beviamo vino bresciano a me va Vino bene. bresciano, vedi. No dai, non troppo campanilista, è bello anche esplorare fuori, ma sai che mi sta davvero istruendo questo programma Vedi? con te, perché sto scoprendo che i bresciani conoscono poco il vino bresciano. Sì, vedo anche dalle risposte che becchiamo in Cavolo. giro. Va bene, nella puntata di oggi protagonista è il Botticino DOC, perché anche Botticino ha il suo DOC. Esatto, Botticino DOC, una delle denominazioni più storiche Davvero? della provincia di Brescia. Storicamente Botticino era l'area di produzione del vino per il servizio alla città di Brescia, quindi in centro a Brescia. Fino a 40-30 anni fa il vino più bevuto era il Botticino DOC. Ma perché era più vicino? No, per quale motivo? Perché... Per prossimità, ma proprio per prossimità. Botticino DOC ovviamente viene prodotto nel comune di Botticino, puoi immaginarlo. Principalmente si producono vini rossi, cioè esclusivamente vini rossi per Botticino DOC. A Botticino, ma magari c'è anche qualche altro comune, no? Che produce complichiamo Botticino. già, via dai, perché se mi accontento Tu non lo sai? No, sì, certo che lo so, ma non te lo ok. dico. Ah, non me lo dici? Per non darti soddisfazione. Che Dai, devo ascolta. sapere? Che devo Dai, sapere? Per fare le tue domande all'aperto Sì. ti do 3 alternative. Sì. Allora, Botticino DOC si può produrre a Botticino, Botticino. solo Botticino. Sì. Botticino rezzato oppure Botticino rezzato Brescia. Vabbè, Botticino rezzato Brescia, vabbè, poi chiedo, dai, poi che devo Ok. sapere ancora? Poi Botticino è un'area famosissima, Sì. storicamente molto storica per il servizio della città di Brescia, quindi chissà quanti ettari coltiva infatti. Botticino. Ti do 3 alternative. Sì. Allora, Ma 25 non so ettari. quant'è un ettaro è un chilo. Sì, ho Sono capito. 10.000 metri Il quadrati. Pio invece? Il Pio è un terzo di ettaro. Ah, il Pio è un terzo, quindi il Pio è più piccolo. Esatto. Non che dire 3 Pio, vabbè dai. 3 dai. Pio è un ettaro. 3 Quindi Pio, è un vedi? ettaro. E quindi quanti ettari sono coltivati? Sì. Vuoi farla in Pio? No, facciamo in ettari. No, non dai. complichiamo. Quanti ettari sono coltivati per Botticino DOC? Circa 25 ettari, circa 40 ettari o circa 60 ettari, cioè 180 Pio, tanto per darci una misura. 180 Pio, vabbè, 25, 40, 60. Vabbè, torno, arrivo, aspettami. Oggi dobbiamo parlare a bassa voce a fare il quiz dei vini perché c'è la signora Barbara qui in piazza Paolo VI, ex piazza Duomo, che ti sta spingendo la culletta con dentro il nipotino, Mangia. un po' mangia. Voi potreste dire, ma questa non è la nonna, questa è la mamma. No, questa è la nonna Barbara, giovanissima, Quanti di voi vorrebbero avere una nonna così? Grazie. Poi casca bene perché il suo papà ha proprio iniziato con il discorso vini, ha lasciato quello che voleva fare per dedicarsi al vino bio, è interessatissimo a questa cosa. Attenzione cara, Ok. in quali comuni secondo lei anzi, perché va nonna sprint giovane, si può coltivare uva per il Botticino DOC a Botticino rezzato o a Botticino rezzato? Brescia? Botticino. Solo Botticino, perché Ma tu può dici essere anche rezzato perché comunque non è che il vino ha la cartina geografica come uno o noi. l'altro, Botticino o Botticino rezzato? Botticino. Anche il tuo figlio dice che Non approverebbe? lo so perché Qua- mio figlio prende altri vini. Quanti ettari sono coltivati per il Botticino DOC? Circa 25 ettari, circa 40, circa 60? Mi chiede 40. 40, nel mezzo. Grazie, queste sono le risposte sue. Ok, grazie. Saluti a al voi. figliolo e complimenti. Grazie Buona passeggiata. Arrivederci. Ecco Davide, la signora Barbara, accompagnata dal bebè, col figliolo che ne sa di vini. Quindi occhio perché la tua posizione potrebbe traballare, caro Davide. Allora, inizio dicendo Ecco. che la signora Barbara che ha detto mio figlio beve altri vini, cerchiamo di fargli bere un pochino più Botticino. Ma berrà anche il Botticino, il figliolo di Barbara. speriamo. Sta dalla mia parte Barbara, ti tutelo, ti proteggo io, tranquilla. È stata brava la signora, magari per osmosi dal figlio ha detto Allora, i correttamente. prossimi pranzi di famiglia magari li facciamo a base Botticino, così lo esploriamo un pochino meglio, perché Botticino si può produrre nei comuni di Botticino, Rezzato e Brescia, una piccola parte del comune di Brescia, quindi sono 3 i comuni per la DOC di Botticino, esatto. Quindi anche se qualcosa è prodotto a Brescia, in Esatto, che diciamo zona la di zona Brescia? Santa Efemia, quindi quella quella più ridosso vicino di Botticino, ovviamente, vedi, quindi- con determinati limiti, poi i disciplinari proprio calcolano i limiti esatti, che non stiamo qui a discutere oggi, vabbè. perché poi giochiamo a risico poi. Si sanno però. Mentre invece la superficie coltivata a Botticino DOC non sono 40 ettari, ma bensì 75 PO.
cioè 25 ettari. 70 e 25 ettari, pochina, piccolina. La signora Piccolissima, Barbara ha esagerato un pochino. piccolissima. Va bene, e prima di salutarci come in ogni puntata raccontiamo qualcosina in dialetto bresciano legato al mondo del vino. Restando in vigna, Sì. una parte fondamentale, importantissima della vite è il Cavrel. È il Cavrel. Il Cos'è? Cavrel è il viticcio, in italiano viticcio, che è la parte diciamo di tralcio che serve alla pianta per agganciarsi e potersi arrampicare sul filare. Tutto ricciolino. Il Cavrel, esatto, Cavrel. questo poi si appoggia a un albero o a un filo di ferro, di solito fa il nodo e aiuta la Te il Cavrel che ti attacca sei tu. Va bene, alla prossima, grazie a tutti, ciao.